Il tragico bilancio dei Centauri sulle strade fa registrare 2 nuove vittime in sella alle 2 ruote. A Padova perde la vita un 35enne, a Camponogara un 42enne. La frontiera del degrado a Venezia continua ad avanzare dopo gli amanti sorpresi a dormire nudi su un pontile. Nuovo filmato diventato virale sul web con l'amplesso di una coppia a pochi passi da Rialto. Dramma nel Rodigino, 20enne picchiata ripetutamente dal marito che la rinchiude in camera per giorni senza cibo. La giovane riesce a chiedere aiuto e denunciare il suo aguzzino. 7 milioni di euro la prima stima dei danni per la tragica esondazione di Cortina. In queste ore il vertice in prefettura Belluno per decidere se far rientrare le famiglie evacuate nelle abitazioni. Incendio in una fabbrica di imballaggio legname a Canisano Vicentino, intervento dei vigili del fuoco nella notte, un'operaia intossicata dal fumo. Il ghiaccio della Marmolada si ritira e lascia affiorare nuove testimonianze storiche protette per oltre un secolo, i resti della residenza dei militari che hanno sfidato la morte durante la Grande Guerra. Ricorreranno il 21 agosto i 10 anni dal massacro di Gorgo al Monticano. Per ricordare Guido e Lucia Pellicciardi, il figlio Daniele e la Proloco hanno deciso di organizzare un concerto di solidarietà. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre aggiornando purtroppo il bollettino tragico delle vittime della strada, in particolare dei Centauri. Vittime della strada in questa estate insanguinata, ancora 2 vittime in Veneto in poche ore, e la prima di cui parliamo è quella di un 35enne di Campo San Piero che ha perso la vita ieri sera. Sangue sulle strade padovane, uno schianto mortale tra un'auto e una moto è costata la vita a Maurizio Savoldati, 35enne padovano, morto in sella alla sua motocicletta mentre stava percorrendo via Caltana a Villanova di Campo San Piero. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sia l'auto guidata da un 49enne del posto con a bordo la madre 84enne sia la motocicletta procedevano in direzione di Sant'Andrea. Il motociclista forse non si è reso conto che l'auto stava svoltando a sinistra e gli è finita addosso. L'impatto è stato talmente violento che l'auto è caduta nel fossato e il Centauro è stato sbalzato dalla sella rimanendo esanime. La moto della vittima è stata inghiottita dall'acqua. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere gli occupanti dell'auto sbalzata nel fossato dopo l'impatto. Ferite lievi per l'anziana signora trasportata all'ospedale di Campo San Piero per tutte le cure del caso. E un 42enne invece ha perso la vita a Camponogara, era in sella a uno scooter. Era da poco passata la mezzanotte di martedì quando Alessandro Rossato, 42enne operaio di Camponogara, ha perso il controllo del suo scooter uscendo di strada e cadendo di testa sull'asfalto. Aveva appena lasciato gli amici al bar di Prozzolo, imboccando via Gramsci per tornare verso casa, a poche centinaia di metri di distanza. La tragedia è l'incrocio con via Cesare Battisti. Dopo l'incidente il corpo del giovane è rimasto immobile al suolo. I presenti hanno provato inutilmente a rianimarlo in attesa dell'ambulanza che lo ha trasportato di corsa prima al pronto soccorso di Dolo e poi all'ospedale di Mestre, dove è stato fatto un ultimo disperato tentativo di salvargli la vita. È spirato alle 3 di notte senza riprendere conoscenza. Sul luogo dell'incidente i carabinieri che hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Alessandro Rossato, dipendente di un calzaturificio a Galta di Vigonovo, viveva in via Cadiedo a Camponogara con l'anziano padre, ora rimasto solo dopo la morte della moglie poco più di un anno fa. E in Valsugana invece è caccia al pirata della strada da ieri sera, quando un uomo, probabilmente di etnia rom, dopo un sorpasso azzardato ha provocato un grave incidente e poi si è dileguato nei boschi. Lo stanno cercando ovunque, nei boschi, lungo il Brenta, fino ai confini con il Trentino. L'uomo, probabilmente di etnia rom, che ieri sera ha provocato un incidente mentre percorreva la Valsugana in direzione Bassano, all'altezza di Carpanè di San Nazario. A folle velocità ha cercato di superare 2 automobili, ma lo spazio era troppo poco. Inevitabile lo scontro frontale contro la Fiat Punto che viaggiava in direzione Trento. A bordo una famiglia che stava tornando da una gita alle grotte di Oliero. Una donna ora è gravemente ferita, ricoverata all'ospedale, il suo bimbo di 12 anni è sotto shock, il marito alla guida fortunatamente sta bene. Nessuno si è ancora presentato al comando di polizia in campo per le ricerche, anche gli uomini dell'Arma. Ieri in soccorso è arrivata un'ambulanza del 118 e 2 unità dei vigili del fuoco che per 2 ore hanno aiutato a gestire il traffico diventato a senso unico alternato.
Inevitabili le ripercussioni su un'arteria come la Valsugana, teatro sempre più spesso di incidenti molto gravi. Ora è caccia all'uomo. Il Fiat Scudo che ha provocato l'incidente è di proprietà di una donna residente in Val Brenta, che ora dovrà rispondere di incauto affidamento del mezzo che ora è sotto sequestro. A Venezia ora, dove anche quest'anno, come abbiamo visto dai tanti nostri servizi, è stata e continua ad essere un'estate cafona, il degrado da parte di molti purtroppo turisti e non solo in centro storico, con video che ormai sono quasi all'ordine del giorno e sempre più estremi. L'ultimo è diventato virale sul web con una coppia impegnata in un amplesso davanti ai turisti in zona Rialto, un video che è diventato ovviamente, come dicevamo, virale, che ha fatto discutere, sta facendo ancora discutere. Molti mettono in dubbio che siano stati ripresi incidentalmente, quasi come se avessero fatto apposta proprio per creare scandalo. Insomma, una situazione ormai fuori controllo. Here we go, boy. Here we go. La frontiera del degrado in centro storico continua ad avanzare in questa estate 2017 e ogni giorno un nuovo videoshock surclassa il precedente. Dopo gli amanti sorpresi da un motoscafista a dormire nudi su un pontile, il nuovo filmato diventato virale ritrae l'amplesso en plein air di una coppia di orientali in 14 brevi ma intensi secondi. Il luogo è la riva di Palazzo dei Camerlenghi, lungo il Canal Grande, a 2 passi dal ponte di Rialto. Incerta la collocazione temporale, probabilmente la notte tra lunedì e martedì, come confermato dalla testimonianza di un esercente che afferma di averli sorpresi all'1:30 circa e di aver chiamato la polizia. Il video, condiviso compulsivamente, prima su WhatsApp e poi su Facebook, ha scatenato in città la consueta ridda di polemiche. La stagione cinematografica, che a seconda del temperamento sta divertendo e inferocendo i veneziani e il popolo di internet, era cominciata a metà luglio con gli spettacolari tuffi dal ponte di Calatrava di un gruppo di turisti belgi, per proseguire con le violente risse in piazza San Marco tra venditori abusivi che si contendevano al territorio, coi già citati nudisti che dormivano serenamente su un pontile con l'appassionante 1 contro 1 tra gondoliere e borseggiatrice ai piedi del ponte degli Scalzi. Torniamo alla cronaca. È una bruttissima storia di violenza domestica, di maltrattamenti in famiglia nel Rodigino. Un inferno lungo 8 mesi, cominciato a gennaio, quando 2 giovani marocchini, entrambi ventenni, marito e moglie, iniziano a convivere. Ma la magia che dovrebbe accompagnare un periodo come questo, per la moglie ha ben poco a che fare con l'amore. Per lei inizia un incubo fatto di furiose liti che sfociano molto spesso in violenza. La giovane viene ripetutamente picchiata dal marito con calci, ceffoni, tirate di capelli, minacciandola di picchiarla ancora più forte nel caso lo avesse raccontato a qualcuno. Un mese fa, dopo l'ennesima discussione, la situazione degenera. La ragazza viene chiusa a chiave in camera da letto per alcuni giorni senza cibo, ma venendo ancora picchiata. La ventenne, esasperata, riesce a mettersi in contatto con il padre, che la raggiunge a casa. Vedendo il volto tumefatto della figlia, l'accompagna all'ospedale di Legnago. Per il marito scatta una denuncia da parte dei carabinieri di Lendinara per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce. Adesso parliamo di acque venete, perché poco fa Goletta Verde di Legambiente, la campagna di Legambiente sulla l'analisi delle acque venete, ma non solo, della qualità delle acque, ha diramato poco fa i risultati dei 10 campionamenti eseguiti lungo le coste venete negli ultimi giorni, in corrispondenza delle foci di fiumi nei pressi di scarichi di depuratori. Ebbene, su 10 campionamenti 2 risultano fuori dai limiti, secondo l'analisi di Goletta Verde. 2 risultano fuori dai limiti di legge, ovvero la foce del fiume Brenta, presso località Isola Verde a Chioggia, e la foce del fiume Piave, presso Lido di Jesolo a Jesolo. È questo appunto il bilancio del laboratorio mobile di Legambiente, che ha effettuato questa analisi il 3 e 4 agosto. I parametri indicati sono microbiologici e sono considerati come inquinanti i risultati che superano i valori previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia. Come dicevamo, i tecnici hanno campionato 2 punti in provincia di Rovigo, la foce del Po delle Tolle, in località Barricata, a Porto Tolle, presso la spiaggia libera di Caleri, in località marina di Caleri, entrambi risultati entro i limiti. 8 i campionamenti effettuati in provincia di Venezia, e 2 di questi, come dicevamo, sono risultati inquinati, ovvero la foce del fiume Brenta a Isola Verde e la foce del fiume Piave a Lido di Jesolo. Giudizio positivo invece per tutti gli altri punti campionati, di cui 5 sulle spiagge a Punta Sabbioni, a sud del fiume Sile, nel comune di Cavallino Tre Porti,
sulla spiaggia della Laguna del Morte, in località Eraclea, nel comune di Eraclea, nella spiaggia presso via Lepanto, in località Porto Santa Margherita a Caulo e sulla spiaggia della Brussa. Entro i limiti anche il giudizio emerso dai campionamenti effettuati nel punto di uscita della laguna, ovvero in località Punta Sabbioni nel comune di Cavallino. Tre porti. Ed ora torniamo a Cortina dove la tragedia dell'esondazione e i danni di cui ci siamo occupati a lungo in questi giorni. Ebbene, ieri non era ancora sciolto il nodo sulla questione del ritorno delle famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Nel frattempo c'è una primissima stima, che ovviamente nei giorni potrebbe essere modificata, dei danni del disastro di Cortina, e c'è una riunione in prefettura proprio in queste ore. Allora ci aggiorna su tutto questo in diretta telefonica da Belluno per noi Francesca Bozza. Francesca. Buongiorno a te Nicola e buongiorno a chi da casa ci sta guardando. Ammonta dunque a 7 milioni di euro la prima stima dei danni provocati dal maltempo che sabato si è abbattuto su Cortina, con la frana che ha coinvolto la frazione di Alverai, che come ricorderete ha provocato la morte di una dottoressa in pensione. Intanto questa mattina nuovo vertice in prefettura. Sul tavolo l'ordinanza di sgombero per le famiglie sfollate. A ieri, come detto nel corso dei nostri telegiornali, la decisione in via precauzionale di rimandare la decisione ad oggi, la decisione di far rientrare dopo 4 giorni le persone nelle proprie abitazioni, in vista anche di un piano d'emergenza da attuare alla luce delle previsioni meteo che per le prossime ore annunciano nuove intense precipitazioni nella zona. Nel corso del vertice si parlerà anche della strada che collega ad Auronzo, che nonostante sia stata sgombrata dai detriti è ancora chiusa e la cui riapertura potrebbe esserci nel pomeriggio di oggi o si spera al più tardi domani mattina. Naturalmente maggiori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Al momento da Cortina è tutto, ti restituisco la linea. Intanto sulle montagne c'è anche il disgelo, perché c'è il paradosso di questi improvvisi nubifragi, anche tragici, ma anche una siccità che resta forte. Allora il ghiaccio della Marmolada si ritira sempre più progressivamente, la coperta bianca è sempre più corta, basti pensare che in 100 anni il ghiacciaio perenne è passato da 420 a 214 ettari e ora lascia affiorare nuovi tesori storici dormienti e protetti per oltre un secolo dalla coltre bianche. Sono i resti delle residenze, approssimative attorno ai 3.000 metri dei militari che hanno sfidato, spesso purtroppo perdendo la vita, sfidato la morte durante la Grande Guerra, quindi gavette, posate, scarponi, reticolate, fucile, baionette, oggi ricoperti di ruggine, che riaffiorano e che stanno facendo già gola a decine di appassionati recuperanti che stanno facendo marcia sulla montagna, ovviamente anche in situazioni di pericolo, tanto che i carabinieri stanno controllando anche le zone per evitare inconvenienti. Non è tutto, il ghiacciaio sta facendo affiorare anche resti moderni, se così vogliamo, lattine, bottiglie, cavi di vecchi impianti di risalita. Ora scatta l'operazione di polizia che, per un accordo tra Regione Trentino e Veneto del 2002 che ha fissato i confini della Marmolada, spetta in questo caso al Trentino Alto Adige. Torniamo alla cronaca adesso, ore di paura, siamo nel Vicentino la scorsa notte perché c'è stato un violento incendio all'interno di una fabbrica di Camisano Vicentino, c'è anche un'operaia intossicata. Ci racconta tutto in diretta telefonica Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza. Paura le prime ore di oggi in una ditta di imballaggio nella frazione di Santa Maria Camisano Vicentino. Una dipendente è rimasta intossicata dalle esalazioni di fumo. La chiamata ai pompieri è arrivata alle 2:45 dalla New Box di via Industriale. Le fiamme pare siano partite da un macchinario all'interno dello stabile, abbiano iniziato a propagarsi. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha impedito il peggio. Il rogo è stato domato in un paio d'ore. Accanto al macchinario si trovava una delle operaie, dicevamo, del turno di notte, che stava seguendo il processo di lavorazione degli imballaggi. La donna si è sentita male, è stata trasportata all'ospedale per tutti gli accertamenti, comunque non è in pericolo di vita. Diversi danni all'attività, ora c'è da capire cosa possa aver provocato l'incendio. Ricevo la linea allo studio, una buona giornata.
Vanessa Banzato, la Procura di Verona ha aperto un'inchiesta per ora a carico di ignoti per la tragica morte della bimba di 9 mesi annegata domenica sera in una casa famiglia di Verona, mentre la mamma, una cittadina nigeriana, le stava facendo il bagnetto. L'ipotesi del reato per ora è di abbandono di minore. Gli inquirenti non hanno ancora iscritto nessuno sul registro degli indagati perché vogliono prima capire nel dettaglio come si sono svolti i fatti. Il dato certo è arrivato nel primo pomeriggio di ieri dall'autopsia che ha confermato che la causa della morte della bimba è annegamento. L'ipotesi del dolo è stata esclusa fin dal primo momento. Secondo gli inquirenti, infatti, è altamente probabile che sia trattato di un attimo di distrazione della mamma, un tragico momento di distrazione nel quale la piccola purtroppo è annegata nella vasca. E paura ieri sera, siamo in pieno centro a Padova, una rapina all'orario di chiusura, un assalto in banca. Paura nel pomeriggio di martedì alla Carige di via Matteotti in pieno centro a Padova. Erano le 15:30 quando un uomo a volto scoperto è entrato armato di coltello nell'istituto di credito. Una rapina veloce. Una volta dentro l'uomo non ha esitato a puntare l'arma contro una dipendente cui ha intimato di consegnare tutto il denaro che aveva nella cassa. Poi sotto gli occhi dei presenti immobili ha riempito un sacchetto di nylon ed è fuggito a piedi. Circa 10.000 euro il bottino, hanno ricostruito poi gli agenti della polizia che stanno conducendo le indagini. L'uomo, Carnagione Rivastra, potrebbe essere un italiano secondo i presenti ascoltati dagli investigatori. Sul posto anche gli agenti della scientifica che hanno passato al setaccio l'istituto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che hanno ripreso il rapinatore entrato senza alcun travisamento, incurante della possibilità di poter essere riconosciuto. A Venezia ora, dove è mistero sulla scomparsa di un'opera d'arte di Consagra dai magazzini della Biennale. Controluce, statuetta in bronzo realizzata nel 1976 dall'artista siciliano Pietro Consagra, è scomparsa in un momento imprecisato dai magazzini della Biennale. L'ultima traccia della presenza dell'opera risale a 17 anni fa. Ad accorgersene il personale addetto all'inventario che nei giorni scorsi ha censito la sterminata collezione dell'istituzione culturale. Una denuncia è stata presentata ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale che hanno diramato un avviso di ricerca tra le forze dell'ordine in tutta Italia nell'ipotesi che venga ritrovata in qualche collezione illegale. Che si sia trattato di un furto è però tutt'altro che certo, potrebbe essere andata perduta in uno dei traslochi degli ultimi anni. L'unica certezza è che la statua era ancora presente nei magazzini nel 2000, quando era stato realizzato l'ultimo inventario completo. Pietro Consagra, morto a Milano nel 2005 all'età di 85 anni, è stato uno dei più prestigiosi esponenti dell'astrattismo internazionale. Oltre che per la sua attività di scultore, è noto universalmente per alcune utopistiche proposte nel campo dell'urbanistica. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo a parlare di Venezia, ma anche del 10° anniversario di un dramma che Treviso non ha mai dimenticato. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, restiamo a Venezia con il potenziamento dei controlli della sicurezza della Basilica del Campanile di San Marco voluta e chiesta dal Patriarcato. Guardie private ingaggiate dal Patriarcato per sorvegliare gli ingressi della Basilica e del Campanile di San Marco. I nuovi vigilantes sono già operativi dall'inizio di questa settimana. A darne notizia il primo procuratore della Basilica, Carlo Alberto Tesserin. Siamo grati alle forze dell'ordine per il loro quotidiano lavoro di presidio della piazza, puntualizza, ma per ovvi motivi non possono occuparsi soltanto della chiesa. Per questo abbiamo deciso di assumere 2 guardie giurate che controlleranno gli accessi a Basilica e Campanile, affiancando il personale di servizio. Naturalmente la legge non consente loro di arrestare nessuno, ma possono perquisire gli zaini dei visitatori e negare l'ingresso a quanti a loro giudizio potrebbero costituire una minaccia. La loro presenza, conclude Tesserin, può quindi essere un efficace deterrente contro eventuali malintenzionati. Un nuovo piano per la sicurezza della Basilica è inoltre stato commissionato al Politecnico di Torino, che ha una specifica e consolidata esperienza nel campo. Fino a quando gli studiosi non avranno predisposto il piano è stata congelata l'ipotesi, circolata nei mesi scorsi, di installare tornelli all'ingresso. Un potenziamento del sistema informatico consentirà invece di sapere in ogni momento il numero esatto di persone che si trovano all'interno della chiesa. Un nonno trevigiano che va a trovare i nipotini, siamo vicini a una sagra e poi improvvisamente alcuni colpi, alcuni spari che fortunatamente sono spari ad aria compressa. I responsabili sono 3 ragazzini denunciati, accade a Prata di Pordenone.
Saranno segnalati al Tribunale per i minori di Trieste i 3 sedicenni che si divertivano a sparare ai passanti con 2 fucili ad aria compressa. A mettere i carabinieri sulle loro tracce un 63enne di Oderzo che aveva avuto uno dei nipotini colpito al volto da un pallino di gomma. L'episodio era accaduto alla sera del 16 luglio a Prata di Pordenone, quando il nonno stava accompagnando i nipoti alla sagra paesana. Ad un certo punto uno dei 2 bambini accusava un colpo all'occhio destro che solo per puro caso ha causato solo una leggera ferita alla palpebra. Un fatto segnalato ai responsabili della sagra che a loro volta avevano avvisato i carabinieri. Raccolte le testimonianze anche di altre persone finite nel mirino dei fucili ma comunque non colpiti direttamente, in pochi giorni per i carabinieri è stato facile individuare armi e autori. Inevitabile vista la denuncia per lesioni, la segnalazione al tribunale, ma per i 3 minorenni anche una sonora tirata d'orecchie da parte dei genitori che pare non abbiano lesinato rimproveri ai figli, tutti convocati dal comandante alla stazione dei carabinieri di Prata di Pordenone. Ricorreranno tra pochi giorni 10 anni dal massacro di Gorgo al Monticano. Per ricordare allora Guido e Lucia Pellicciardi barbaramente uccisi, ricorderete, il figlio Daniele e la Proloco di Gorgo al Monticano hanno deciso di organizzare un concerto di solidarietà. Il 21 agosto saranno 10 anni da quella terribile notte quando nella dépendance di Villa Durante a Gorgo al Monticano i 2 custodi, Guido e Lucia Pellicciardi, vennero torturati e uccisi durante una rapina. Le belve di Gorgo vennero ribattezzati, i responsabili catturati di lì a un paio di settimane, ma quel duplice delitto lasciò nella Marca una profonda inquietudine e un dolore straziante nel figlio delle vittime, Daniele, e nella sua famiglia. 10 anni dopo, proprio Daniele, in collaborazione con la Proloco, ha deciso di ricordarli con una serata in musica, con il sorriso e con la solidarietà. Si tratta di un concerto che il 15 settembre verrà fatto a Gorgo al Monticano. Un concerto in cui il devoluto sarà dato in beneficenza all'associazione AISM di Pordenone. La cena su prenotazione alle 20, poi alle 21:30 il concerto Bagliori di Luce. Non è un caso che sia stata scelta l'associazione che si occupa di sclerosi multipla. L'AISM di Pordenone lega un filo a mio padre che all'età di 50 anni ha avuto anche lui un inizio di sclerosi multipla, poi dopo debellata perché in tarda età non colpisce tanto l'organismo. La speranza di Daniele è che in tanti partecipino all'evento intitolato Un gesto d'amore per non dimenticare. Dopo 10 anni il cuore è ancora colmo di commozione. Mi è rimasto il loro ricordo. Il loro ricordo resterà sempre e penso che resterà anche nei cuori di tutta la gente che li conosceva e anche che sfortunatamente non li ha conosciuti, ma li ha conosciuti dopo un evento così tragico. Io vi ricordo che se avete un problema, un disagio e volete denunciarlo nella vostra città, nel vostro paese, nel vostro quartiere, potete chiamare con Lo Dico ad Antenna. Interverremo per segnalare il problema, portarlo alla luce ed eventualmente anche cercare di risolverlo, come già abbiamo fatto in passato. 3 i sistemi, i modi per chiamarci, per avvertirci: una mail a redazione@antena3.it, oppure segnalando il vostro disagio, il vostro problema alla segreteria telefonica allo 0422 023 0898, oppure con un sms o WhatsApp al 351 175 5340. Noi, come detto, verremo da voi per testimoniare, raccontare il vostro problema. Adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore con il meteo. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Tempo buono nella prima parte della giornata, ma con il passare delle ore diventerà instabile sui monti e localmente anche sulle pianure. Scopriamo le aree interessate dai temporali con il nostro dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, al mattino, nel pomeriggio nubi in aumento sul Bellunese e sui rilievi del nord vicentino, dove saranno possibili anche locali rovesci e temporali. Prosegue il bel tempo soleggiato invece altrove. Temperature massime in aumento molto calde, comprese tra i 30 e i 37 gradi, minime più o meno stazionarie sui 19-23 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile, soleggiato su gran parte dei settori, un aumento delle nubi atteso sulle aree alpine, anche con locali rovesci e temporali
però a partire dalla sera. Vediamo anche in questo caso le temperature. Le massime risultano essere comprese tra i 33 e i 37 gradi, minime attese tra i 21 e i 23 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo anche in questo caso sarà più soleggiato al mattino, ma poi peggiorerà con l'arrivo di rovesci e temporali sparsi in estensione da ovest verso est. Vediamo le temperature. Le massime risultano essere stazionarie, comprese tra i 32 e i 33 gradi, minime attese sui 22-23 gradi circa. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo. I venti moderati, sudorientali, localmente deboli da sud-est sul Golfo di Trieste. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Siamo in chiusura, io vi ricordo soltanto l'appuntamento di questa sera, la programmazione con 20 e 10, il nostro consueto approfondimento sulle tematiche della giornata e della settimana. Questa sera si parlerà con Marta Marangoni e i suoi ospiti della battaglia, della guerra delle Proloco venete, che ieri hanno marciato a Venezia per chiedere una legge ad hoc per tutelare i volontari delle associazioni delle Proloco, per tutelarli nei casi di tragedia come quella di Refrontolo, ma non solo. Quindi si parlerà di questo importante tema questa sera a 20 e 10. Ed è davvero tutto per questa nostra prima edizione. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rimando alle prossime edizioni a partire dalle 18:30 e poi Venezia e Treviso. Grazie per averci seguito e arrivederci.